Buongiorno, Conte bis, si chiude anche la partita dei sottosegretari e viceministri, 3 i nomi dal Veneto, tutti targati PD, Achille Variati all'interno, Andrea Martella all'editoria e Pierpaolo Baretta all'economia. Intanto il governatore Zaia parla dell'incontro che avrà il 23 settembre con il ministro Boccia sull'autonomia, ci parlo volentieri ma sappia già che le nostre richieste non cambiano, dice. Alunni disabili lasciati a casa per la mancanza di insegnanti di sostegno, sarebbero 12 le scuole interessate, a far sapere l'assessore Donazzani, scettici i sindacati che chiedono di fare i nomi. A processo un 28enne allenatore di atletica leggera del Padovano accusato di aver avuto una relazione con un'allieva all'epoca 16enne. Assurda morte per un 33enne di Fossò, residente a Piove di Sacco, malore durante una crociera, cade dalle scale, batte la testa e muore dopo alcuni giorni. Auspichiamo che sulla Brexit si trovi una soluzione prima del 31 ottobre, la preoccupazione dei produttori per le sorti del Regno Unito, maggior consumatore di prosecco nel mondo. Nel frattempo spopola sul web l'inno alla vendemmia 2019 realizzato dai due youtuber trevigiani Il Canal e Matteo Del Pupo con un cameo del presidente Zaia. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, la politica in primo piano, decisioni di Roma che riguardano da vicino anche il Veneto, come sapete si è chiusa in queste ore la partita dei sottosegretari e viceministri all'interno del governo Conte bis, una partita che il Premier Conte voleva chiudere già ieri e non sono mancate le tensioni sulla vicenda, sul fatto che ci fosse un ritardo nella scelta, nella nomina dei sottosegretari. Li vedete in questo momento, ci sono 42 nomine, 32 sottosegretari, 10 viceministri, ben 3 dal Veneto, sono tutti targati Partito Democratico, li avete visti. Allora, Achille Variati, sottosegretario all'interno, Andrea Martella all'editoria e Pierpaolo Baretta all'economia. 3 dunque i sottosegretari veneti, un vicentino e 2 veneziani in 3 dicasteri importanti, l'interno, l'editoria e l'economia. Per Baretta si tratta di un ritorno a un ruolo che aveva già ricoperto in passato. C'è anche peraltro la nomina agli affari regionali, sottosegretario agli affari regionali di Riccardo Merlo, che fa parte del gruppo Italiani all'estero, nato in Argentina ma di origini venete, profondamente legato al Veneto, origini trevigiane di Miane, ma a lungo è stato in Veneto, si è laureato all'Università di Padova. Questi dunque i nomi dei sottosegretari, insomma, veneti, che entrano a far parte del governo Conte bis, un governo nel quale si sta continuando a parlare di autonomia. Peraltro il ministro del Sud Provenzano, Giuseppe Provenzano, oggi è tornato nuovamente sulla polemica a distanza di questi giorni con il governatore Zaia, ha ribadito non ho voglia di continuare le polemiche col governatore Zaia, penso che quello che chiedeva lui spaccava il paese, cioè trattenere le risorse sul territorio del Veneto, una polemica a distanza alla quale aveva già risposto ieri Zaia, parlando anche poi direttamente allo stesso Francesco Boccia, il ministro degli affari regionali, con il quale si vedrà il 23 settembre in Veneto. Allora sentiamo le sue parole. Io ricevo volentieri il ministro Boccia, si sappia che incontrerà poi la regione che ha inventato questa operazione. Abbiamo fatto una legge referendaria, voglio anche ricordare che il partito del ministro Boccia a giugno 2014 ci ha impugnato la nostra legge per non farsi andare a referendum, abbiamo vinto noi in Corte Costituzionale, quindi se oggi si parla di autonomia in Italia è perché noi abbiamo vinto quella sentenza nel luglio 2015. Da qui partiamo da questo referendum, 2.328.000 veneti, 688-89 giorni da referendum, partiamo anche da un altro valore che è quello che noi abbiamo fatto tutti i compiti per casa perché è pronta la bozza. Che cos'è la bozza? È l'accordo, come prevede la Costituzione, da firmare con il governo, cioè la Costituzione dice che deve essere firmata l'intesa, cioè l'accordo tra il governo e la regione. 23 materie, ci confrontiamo, non siamo guerrafondiai, non siamo lì a cercare la rissa, ma sicuramente sarò lì a far rispettare la volontà dei veneti. La verità è che i governi, me lo lasci dire, fino ad oggi non hanno mai presentato la loro idea di autonomia. È come andare dal notaio, avere un contratto da sottoporre per la controparte ti dice ma no, io non sono d'accordo sul tuo contratto, lo firmerei diverso. Allora, dimmi cosa faresti. No, ma non sono d'accordo, continua a dire così.
la controparte del governo presenti il suo progetto, lo presenti ai cittadini veneti, poi saranno i veneti a valutare se è autonomia o se è una presa in giro, ma continuare con sta nenia, con sta manfrina per mesi, per anni, a dire non sono d'accordo sulla sanità, non sono d'accordo sulla scuola o su altre robe, non serve a niente. Diteci cosa volete voi come autonomia e noi vi diciamo se ci va bene oppure no. Adesso la vicenda che avevamo già raccontato ieri delle segnalazioni all'assessore regionale all'istruzione Donazzan di scuole che in Veneto avrebbero lasciato a casa, invitato i genitori a lasciare a casa i figli disabili perché mancavano insegnanti di sostegno, sarebbero 12 i casi, 12 le scuole e allora anche i sindacati chiedono che vengano fatti i nomi. 12 casi in altrettante scuole del Veneto distribuite in diverse province. È l'assessore regionale Elena Donazzan a dare le dimensioni allo stato attuale della mancanza di insegnanti di sostegno che ha costretto gli istituti in questione, una scuola media e 11 elementari, a chiedere alle famiglie di tenere a casa i figli disabili perché in classe non c'era nessuno che poteva occuparsi di loro. Proprio Donazzan aveva sollevato il problema riportando la preoccupazione delle famiglie e attaccando il Ministero per non aver risolto per tempo un disservizio prevedibile. Sto verificando con l'ufficio scolastico regionale la portata del problema che pure avevo evidenziato già da qualche mese, afferma l'assessore, ma il fatto più grave, oltre all'assenza di insegnanti nell'organico di diritto, è la soluzione prospettata, ovvero di indurre le famiglie a tenere i loro figli a casa. Quando aveva sollevato il problema, Donazzan aveva fornito dei dati già di per sé significativi. Dei 7.821 insegnanti mancanti, 2.284 erano proprio figure di sostegno e le province più in sofferenza risultavano essere Vicenza, Venezia e Treviso, dove mancavano rispettivamente 547, 440 e 282 persone. Cifre che tuttavia non giustificano l'aver lasciato a casa gli alunni senza insegnante. Donazzan parla di soluzione inaccettabile. Da parte mia, conclude, ho coinvolto il Presidente del Veneto perché ritengo che questo sia un problema da affrontare ai massimi livelli istituzionali. I sindacati sono scettici sulla veridicità della scelta compiuta dai dirigenti scolastici e chiedono di conoscere i nomi delle scuole che non avrebbero accolto gli alunni, ribadendo che il problema della mancanza di maestri e professori è noto, come hanno denunciato anche loro da anni. Apriamo la pagina della cronaca, adesso un allenatore di atletica leggera del Padovano a processo. Si era invaghito di una sua atleta, una storia iniziata durante gli allenamenti. La ragazza però all'epoca dei fatti era minorenne, 16 anni appena, e affetta da una patologia mentale. Nonostante ciò il suo allenatore, 28enne padovano, preparatore tecnico di atletica leggera, ha intrapreso una relazione sentimentale con la giovane. Ora l'uomo andrà a processo e dovrà rispondere del reato di atti sessuali con una minorenne. I due si sono conosciuti nel 2014 durante gli allenamenti, prima l'amicizia, poi la storia d'amore. Quando la relazione è finita sono iniziati i problemi. La ragazza non ha accettato la decisione del suo coach e ha iniziato a soffrire di depressione e a tempestare di messaggini l'ex. La storia è emersa durante i colloqui con gli psicologi dei servizi sociali che hanno segnalato il caso in procura, da cui le indagini e ora il processo. Due comunità sconvolte, Fossò dove era nato e Piove di Sacco dove viveva per la morte assurda, davvero assurda e tragica di un 33enne che si trovava in vacanza in crociera. Ci racconta questa terribile vicenda Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da Fossò, Matteo Sartori, un 33enne residente in paese ma originario di Piove di Sacco nel Padovano, si è spento nel tardo pomeriggio di giovedì dopo alcuni giorni in ospedale. È morto per un banale incidente, era a bordo di una nave da crociera in prossimità dell'Albania, in vacanza con la fidanzata, la loro prima tra l'altro in una nave. Erano a cena per l'ultima serata, poi sarebbero rientrati a casa. Matteo, mentre armeggiava con un crostaceo, si è provocato un taglietto ad un dito, così ha pensato di recarsi nella stanza per medicarsi, ma in realtà non c'è mai arrivato. È stato ritrovato poco dopo dalla fidanzata che lo voleva raggiungere a terra su una rampa di scale circondato dai soccorritori. Secondo le ricostruzioni potrebbe aver perso i sensi proprio mentre saliva i gradini e quindi inerme caduto all'indietro sbattendo violentemente la testa, tra l'altro da entrambi i lati. Due botte fortissime che hanno prodotto un vasto trauma cranico. I primi soccorsi sono arrivati dal personale medico che era presente a bordo.
ma in quel momento la nave si trovava in mare aperto al largo dell'Albania e il medico ha capito subito che era necessaria invece una struttura specializzata, così ha chiesto aiuto alle autorità sanitarie albanesi, ma non era disponibile un elicottero per il soccorso in mare aperto abilitato al volo notturno e così la nave ha deviato la rotta verso Durazzo, mentre da quel porto è salpata un'imbarcazione veloce di soccorso sulla quale poi Matteo è stato poi trasbordato. È stato ricoverato in ospedale sempre a Durazzo, dove è stata effettuata una prima TAC e, vista la gravità delle condizioni, nuovamente trasferito in un'altra struttura. I medici albanesi a quel punto hanno valutato la situazione troppo compromessa, decidendo così di non intervenire chirurgicamente, mentre nel frattempo dall'Italia si è attivato un carissimo amico d'infanzia di Sartori, un medico che dopo 1000 peripezie è riuscito comunque a coordinare il rientro del ragazzo in patria, quindi in Italia. Dopo averlo stabilizzato l'hanno imbarcato, ma la fine per lui purtroppo è stata comunque tragica. Da Fossò è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, adesso restiamo a Venezia ma lasciamo la cronaca per un attimo per tornare a parlare di una cronaca di tanti soldi spesi, se vogliamo chiamarla così. In tanti anni quasi 6 miliardi di euro la spesa per la realizzazione del sistema MOSE, dovrebbe arrivare, è stata ufficializzata una consegna lavori definitiva. Dopo continui slittamenti è stata nuovamente fissata la data di consegna del MOSE, il 31 dicembre 2021, sempre che nel frattempo non ci siano ulteriori impedimenti. La data è contenuta nel bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario per la costruzione dell'opera che dovrebbe proteggere Venezia dall'acqua alta. La produzione complessiva svolta nel 2018 dal Consorzio ammonta a 74 milioni di euro. Il completamento degli impianti definitivi è previsto per il 30 giugno 2020 con l'avvio dell'ultima fase di gestione sperimentale. Finora il MOSE è costato 5 miliardi e mezzo e serviranno ancora 221 milioni fino al 2024. 5 milioni 493 stanziati e assegnati per tranche in 15 anni, dal 2003 al 2018. I residui finanziamenti programmati dal governo per la conclusione del sistema ammontano invece a 221 milioni, modulati a partire dal 2017 al 2024 appunto. Dopo la consegna definitiva, prevista per il 2021, nei 3 anni successivi al Consorzio verranno assegnati ancora 41 milioni. Durante il 2018 è stata avviata l'istruttoria per ottenere dal MIT l'autorizzazione a usare somme residuali derivanti da contributi già assegnati dal CIPE, che ammonterebbero a 413 milioni. A gennaio sono state installate tutte le paratoie del sistema MOSE e la loro movimentazione in modalità provvisoria interesserà i prossimi mesi per acquisire con vari test elementi tecnici utili alla loro messa a punto. Tenuto conto che la prima barriera, quella di Treporti, è stata installata nel 2014, il Consorzio ha avviato il primo ciclo di manutenzione bandendo a fine 2018 la gara ancora in corso. Nello stesso anno è stato approvato il progetto delle nuove porte della conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco, danneggiata da una mareggiata nel 2015 e i cui lavori interesseranno tutto il 2020. Auspichiamo che sulla Brexit si trovi una soluzione prima del 31 ottobre, l'ha detto oggi il presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato, a margine dell'inizio della vendemmia sui territori dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO, le colline del Prosecco, ricordando come il Regno Unito sia stato nel 2018 il primo cliente del vino con circa 120 milioni di bottiglie acquistate. Polegato ha aggiunto che il Prosecco per gli inglesi è diventato un consumo quotidiano e sarebbe davvero un problema se le tasse sulle importazioni aumentassero in seguito alla Brexit. Tutta questa preoccupazione cade poi nei giorni in cui c'è in atto la guerra sul nome del Prosecco. Polemica del Prosecco tra produttori di colline e di pianura. Chiamato in causa prende posizione il Consorzio Superiore con il presidente che parte dai dati di una ricerca dell'Università di Padova. Il 92% del prodotto delle 90 milioni di bottiglie che il Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore vende riporta il termine Prosecco Superiore e l'8% delle bottiglie omette il termine, quindi scrive esclusivamente Valdobbiadene DOCG. Quindi non una vera e propria diaspora, ma
ma comunque un segno che deve far riflettere sulla diversità di produzione tra collina e pianura. Per questo la discussione deve esserci, mantenendo però un punto fisso. Si guardi soprattutto al fatto di non recidere il legame tra Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore e il consumatore. Ogni ragionamento, secondo Nardi, deve tenere conto del mercato, soprattutto quello estero, dove a volte è difficile sapere dov'è l'Italia e sicuramente il termine Conegliano Valdobbiadene non è conosciuto. Per il Consorzio la strada giusta nella differenziazione tra pianura e collina sta nella continua ricerca della qualità e non, come suggeriva qualcuno, in una sorta di quota sul venduto delle aziende di pianura destinate ai territori dove è difficile coltivare. Perché in questo momento capisco che è facile chiedere un reddito garantito, ma noi dobbiamo comunque guadagnarcelo perché siamo orgogliosi e abbiamo una passione di fare il lavoro dei produttori di Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore, come lo hanno fatto i nostri nonni. Così come non è possibile impedire la vendita del Prosecco a 2 euro in bottiglia. Sulle scelte delle aziende il Consorzio non interviene e per lo più ci sono delle norme, penso alla concorrenza, all'antitrust, dove non è possibile introdurre un prezzo minimo garantito proprio per tutelare il consumatore. Infine Nardi risponde così al Presidente di Camera di Commercio Mario Pozza e chi vorrebbe unire i diversi consorzi del Prosecco. Il consorzio del Conegliano Valdobbiadene da un lato e il consorzio del Prosecco DOC dall'altro possono sicuramente lavorare rispetto alle loro obiettivi proprio per far comunicare le differenze. E poi c'è anche la questione quote latte, perché è arrivata la condanna da parte della Corte di Giustizia europea all'Italia a rifare i conteggi delle famigerate quote latte, perché pare che gli importi siano sbagliati. Un riconteggio che provoca numerosi problemi a cascata anche nei nostri territori. Nuovo capitolo della storia infinita intitolata Quote latte. Questa volta è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ieri ha sentenziato che l'Italia deve ricalcolare l'importo delle multe pagate per l'eccesso di produzione da parte degli allevatori, rimborsando quanti hanno di fatto pagato di più rispetto al dovuto. L'indicazione è il risultato di un ricorso presentato da diversi produttori veneti che si ritenevano discriminati rispetto alle disposizioni previste dall'Italia, che peraltro è chiamata in causa dall'Europa per oltre 1 miliardo di euro di multe pagate all'Unione ma mai riscosse dai produttori sanzionati. Per gli allevatori è l'ennesima complicazione di una storia che rasenta l'assurdo. Una zootecnia che sta sicuramente soffrendo in questo momento non ha bisogno di questo, avrebbe bisogno di tranquillità, di pace e di poter produrre i nostri prodotti italiani. Perché, al di là della sentenza, il vero pericolo per il Presidente Bruniera sta nella scomparsa dei nostri prodotti tipici, frutto del latte prodotto dai piccoli allevatori. Quelli che nel frattempo non sono già spariti, loro stanno ancora pagando le rate di multe milionarie e queste notizie non fanno che sfiancare ulteriormente chi fatica a reggere costi, mercato e soprattutto burocrazia. Il mio mestiere è andare in allevamento, fare l'allevatore, stare lì con le mie vacche, cercare di produrre meglio che posso, nel modo migliore per il consumatore, no? Quello è il mio mestiere, non andare in ufficio e fare documentazioni, carte, perché qualcuno vuol vedere dei numeri, no? Ma non sa neanche come viene fatta la produzione, non viene tante volte neanche a fare i controlli, no, che ci sono. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca dal Veneto. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo allora dalla cronaca con i pompieri al lavoro tutta la notte. Siamo a Vigonza per una manovra sbagliata di un automobilista che ha provocato una fuga di gas. Finisce con l'auto contro una colonna del contatore del gas e mette a rischio l'incolumità di un intero quartiere a Pionca di Vigonza. Un incidente stradale giovedì sera ha provocato una fuga di metano con conseguenti disagi per i residenti. I vigili del fuoco hanno dovuto isolare il tubo per evitare guai peggiori. L'incidente è stato provocato da una manovra sbagliata di un automobilista. I pompieri di Padova hanno tappato con un cuneo la fuoriuscita del gas fino a quando non sono arrivati i tecnici della rete del metano che hanno riparato il danno fino a tarda notte. La situazione è tornata alla normalità verso mezzanotte e fortunatamente non è rimasto ferito nessuno. A Vicenza invece una operazione della Guardia di Finanza, sentiamo.
Vicenza, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni ad un imprenditore legato al commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. Secondo le Fiamme Gialle risultava essere evasore totale da diversi anni. I Baschi Verdi, da una serie di accertamenti avviati sulla società, hanno accertato che la ditta aveva omesso di dichiarare nel triennio 2015-2017 ricavi per oltre 500.000 euro ed IVA per oltre 50.000. L'imprenditore è stato segnalato alla procura. Messe sotto sequestro preventivo anche 2 auto di grossa cilindrata dal valore di 50.000 euro. L'auto sportiva, affidata in custodia alla Guardia di Finanza di Vicenza, potrà essere utilizzata per le esigenze operative del corpo nei servizi d'istituto. Abbiamo parlato prima del vino, della vendemmia iniziata appunto oggi nelle colline del Prosecco, e c'è un inno alla vendemmia 2019 che sta spopolando sul web da ieri, quando è stata messa in rete, una canzone che celebra la vendemmia, le terre del Prosecco patrimonio UNESCO. A realizzarlo i 2 youtubers trevigiani molto noti, il Canal e Matteo Del Pupo, e c'è un cameo particolare. Immancabile anche quest'anno l'inno alla vendemmia dello youtuber di Valdobbiadene Nicola Canal. Dopo Andiamo a vendemmiare, V come vendemmia è una buona annata, ecco la parodia di Raffaella Carrà con tanto di caschetto fucsia. A vendemmiare comincia tu. Un testimonial d'eccezione il presidente del Veneto Luca Zaia e la partecipazione di un altro trevigiano doc, Matteo Del Pupo, che al Prosecco aveva già dedicato la parodia di Soldi di Mammut. Dalle potature invernali alla vendemmia il passo è breve. Guanti, forbici e stivali, spray antiflottare, protezioni solari, pronti battari, camici, non possono mancare le cimici. Siamo qui nelle colline del Prosecco, con Eliano Valdobbiadene patrimonio UNESCO. Prendi un secchio anche tu. A vendemmiare comincia tu. Comincia tu. A Zaia tocca l'invito tormentone della vendemmia, quella vera però, mica la parodia. Se c'è per piacere. E dopo il dovere, naturalmente il piacere, come accade davvero da decenni nei vigneti di casa nostra. Mettici pure del sentimento, giornata finita non si va via, si fermano tutti per un momento, soppresso buon vino in compagnia. Vi è piaciuto? E allora rieccolo. Siamo in chiusura, vi ricordo i riferimenti per lo dico ad Antenna per segnalarci problemi e disservizi, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Ore 13 fra pochissimo la politica, c'è anche la novità dei sottosegretari veneti per parlare appunto del Conte bis. In studio Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo, Eric Umberto Pretto, deputato della Lega, e Roberto Caon, deputato di Forza Italia. Ovviamente aspettiamo come sempre i vostri post e le telefonate allo 049 490 6054. Questa sera invece a 20:10 economia in primo piano con ospite di Ferdinando Avarino, Gianangelo Bellati, segretario generale di Union Camere del Veneto. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone ci regala una giornata praticamente dal sapore estivo. Sul nostro territorio infatti sarà il sole a dominare, ma vediamo il dettaglio di venerdì 13 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 28 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutte le province, il cielo anche in questo caso sarà sgombro da nubi, non sono attese piogge. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime oscillanti tra i 25 e i 26 gradi. E anche
Anche sul Trentino Alto Adige sarà soleggiato, qualche velatura solamente sui settori di confine, per il resto lo vedete, il cielo sarà sereno. Temperature minime sui 15 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.